Allora, io sono venuta qui in questa scuola perché ho cominciato un percorso di dimagrimento e andare a camminare mi annoiava e ho cercato un corso di ballo perché il ballo fa muovere tutto il corpo e poi ti diverti tantissimo. A me piace moltissimo la musica, il ritmo, ho sempre avuto questa voglia in questo ritmo interiore, quindi era proprio quello che cercavo. Poi ho trovato qui subito, diciamo, un ambiente molto familiare, molto accogliente, mi hanno accolto benissimo e quindi mi sono iscritta subito. Io ho scelto, come dicevo prima, questa scuola perché avevo visto un'inserzione su Facebook. Di solito sono sempre attratta dalle cose che ci sono in rete e ho approfondito venendo a trovare qui questa scuola a Castelfranco e ho trovato un ambiente familiare, accogliente, delle persone preparate, molto gentili, tecnicamente anche preparate, che mi hanno accolto e mi hanno messo subito a mio agio, perché poi io non ho mai fatto un corso di ballo vero e proprio e sin da subito mi hanno fatto capire che poteva essere il percorso giusto per me, anche per il mio, diciamo, voglia di moto per dimagrire. Quando ho cominciato poi a frequentare, ho notato anche che le persone che erano nel corso insieme a me avevano tutti lo stesso spirito, quello di imparare e di fare del nostro meglio per cominciare a divertirsi soprattutto, perché non è solo un qualcosa per imparare a ballare, fare le gare o altro, ma è qualcosa proprio per fare movimento, ma divertendosi, essendo così in linea con noi altre persone, cioè noi balliamo con tutti, ci scambiamo di coppie, siamo felici quando balliamo insieme e ho trovato anche un ambiente molto positivo, ecco. Questo ha fatto sì che mi sono iscritta non solo al primo percorso ma anche al secondo percorso poi. In questa scuola, in questo metodo di Aquí se baila è completamente diverso dagli altri. Perché? Perché innanzitutto ci sono degli insegnanti che ti seguono e spiegano in modo molto semplice, in modo che anche le persone che cominciano per la prima volta a ballare possono comprendere il metodo di ballo. Ma poi c'è un allenamento continuo anche dopo serata. Noi facciamo la lezione che dura più o meno 2 ore, ma poi c'è sempre l'allenamento dopo, balliamo tutti insieme per riprovare i passi e quindi questa è una cosa fantastica perché mettiamo subito in pratica quello che abbiamo imparato, focalizzando. Questa è una tecnica proprio per focalizzare e mettere subito come nella mente i passi e impararli già da subito, imparare a ballare e non aver paura, soprattutto, questa è una cosa importantissima, di andare a ballare fuori, perché una cosa quando tu balli nella scuola e fai i passi scolastici eccetera, poi quando vai nelle sale delle balere ti viene sempre quella cosa, oddio, tutti che ballano, io non so, invece qui ricreano l'ambiente di una balera proprio, di un locale dove si balla in serata stessa. Quindi questa è una cosa fantastica perché tu ti butti subito, vieni subito buttato a fare quello che è importante per te, allenarti e imparare a ballare. Io penso che le serate che sono dedicate agli allievi sono veramente importanti, mettono al centro la persona. In questa scuola la persona è al centro di tutto, il benessere della persona è al centro di tutto. E questo fa la differenza, è proprio questo che fa la differenza. Io consiglio questa scuola perché metti subito in pratica, impari subito facendo appunto la pratica in serata. Sei subito proiettato nel mondo del ballo, cioè quando a fine serata si spengono le luci, si accendono tutti i faretti, esce fuori il fumo, ti senti già come se stessi in una discoteca, in una serata, e questo ti fa allenare anche psicologicamente ad andare poi a ballare fuori, perché quando tu vuoi imparare a ballare, impari a ballare per poi farlo fuori, non per farlo solo nella scuola. E loro ti proiettano appunto in questo,
cioè ti insegnano a ballare per andare a ballare, quindi questa è la cosa più importante secondo me. Per questo questa scuola è differente rispetto alle altre, perché le altre, io avevo frequentato un altro corso di ballo ma non di salsa e baciata, e non facevamo l'allenamento subito dopo diciamo, la lezione, e questo mi ha portato poi a non proseguire a fare quel tipo di danza. La differenza sostanziale è anche che noi abbiamo una sede dedicata, nel senso che non lo facciamo in una discoteca o non lo facciamo in un locale dove vanno anche a ballare. Avere una sede dedicata è importante perché ti senti un po' più protetto inizialmente, e quindi questo ti fa sì che tu esci fuori dal guscio, fuori dalla tua zona di comfort, perché noi umani di solito abbiamo la nostra bella forma di comfort, la nostra zona piccola delineata, e quindi abbiamo paura poi di fare le cose nuove. Avere un ambiente dove sei protetto, proprio così, proprio protetto, è importante. Un ambiente a te dedicato è importante. Pensate che questa scuola ha ideato anche un altro metodo per far sì che noi ripetiamo e impariamo a fare i passi. Ha dedicato una sezione online dove viene messo ogni settimana la lezione che facciamo, ci viene spiegata dai maestri attraverso proprio un video, e possiamo andare su questa sezione dedicata online a rivedere i passi che abbiamo studiato quella settimana, ed è importantissimo perché anche quando siamo a casa possiamo allenarci, riallenarci e riallenarci ancora, perché spesso presa da tante cose magari non ti alleni o non fai, poi dimentichi. Invece questo metodo fa sì che tu possa ricordare anche a casa, diciamo, i passi che hai studiato durante la settimana. Oltre a questo, loro in questa scuola, in Chiesa e Baila, organizzano sempre anche eventi il fine settimana, in modo da farti proiettarti proprio già nel mondo del ballo. Ci sono sia degli eventi che facciamo all'interno della scuola, ma ci sono anche eventi che noi andiamo a fare in locali dove fanno già ballo, insomma discoteche qui intorno alla zona, e questo è importantissimo perché andare poi tutti in gruppo insieme fa sì che poi anche tra di noi possiamo ballare e sentirci anche lì in un certo senso organizzati e protetti, ecco. Questa è una cosa importante, perché poi quando si va in un locale pubblico dove tutti gli altri ballano in un altro modo, magari ti fai spaventare, andare tutti insieme anche in un gruppo dove tutti sanno più o meno i passi che facciamo, allora è bello scambiarsi e fare anche lì un altro allenamento.